Ben ritrovati amici di Partenope TV e adesso vivremo intensamente un'altra bellissima puntata di A Tu per Tu, racconti, aneddoti, aneddoti anche che si celano dietro all'artista della nostra Napoli. Chi abbiamo scelto poi piano piano ve lo diremo, però lasciatemi prima presentare il mio compagno di viaggi, colui che è sempre vicinissimo e soprattutto si prodiga ogni settimana sempre di più. Antonio D'Addio, ciao. Buonasera, Antonio. ciao Ida. Ben trovate, siamo arrivati alla quarta puntata e come solitamente facciamo ad inizio di puntata ringraziamo l'editore Angelo Ucciero per l'idea e soprattutto per lo spazio che ci concede, il direttore artistico Renato De Carmine e tutta la stampa che ci segue. Ma quanti misteri, anche perché entriamo nella settimana di Halloween, quindi vi dico a voi che siete comodi a seguirci, dolcetto o scherzetto, anche perché questa sera ci saranno tantissime sorprese. Vado a ringraziare immediatamente la food blogger che non è qui presente, ma ci segue e ci ha mandato anche un contributo per poterlo vedere insieme, e poi ci saranno tanti colpi di scena, tanta bella musica, già sentite come sottofondo un bel tappeto proprio per l'ingresso. Però nel corso della puntata gusteremo anche il caffè. Assolutamente sì, Ritz Caffè è l'unico che ti fa sognare, poi il liquore, l'ammazzacaffè ci vuole Antonio, perdonami, il liquore al gusto di babà, con i pezzetti di babà che io amo e lo bevo tutti i giorni, io per questo sono un po' così Antonio, mannaggia. Vabbè, siamo pronti? Siamo pronti, ringraziamo comunque Roma, Cronache di Napoli, sempre. Lo Strillo, Casoria 2, tutta la stampa web che ci segue e siamo pronti per introdurre, è un amico, è un cantante napoletano, è un interprete classico, è un attore, è di tutto di più. Posso dire questa risponde al nome? Risponde al nome di teatro, tutto quello che accomuna questa passione innata. Quindi corrisponde al nome di Antonio Ottaiano. Buonasera, buonasera. Che onore. Che piacere Antonio. Che piacere. Ciao Antonio. Quanta ciao, eleganza. Ogni volta che ti vedo davvero mi si riempie di gioia tutto, anche perché è bello anche seguirti attraverso i social. Finalmente dopo tanto quello che abbiamo visto ultimamente, quindi adesso ad A Tu per Tu, con me e ad Antonio. Per Sai una che questa bellissima cosa mi mantiene leggermente in ansia. Perché? Perché? Ma tutti gli artisti dicono così. No, perché io dico la verità, la sincerità. Ho chiesto quali sono gli argomenti, le domande e il buon professore mi ha detto non si sa, né domande né argomenti, tutta sorpresa. Dunque mi devo aspettare di tutto e di più. Ti devi aspettare di tutto e di Ci più. accomodiamo. Ci sì, accomodiamo, mi accomodo, certo. grazie. Allora, dicevo ad Antonio tutto quello che abbiamo seguito ultimamente attraverso i social, prima di entrare proprio nel vivo, di studiarti dalla Tiriamoci questo dente, tiriamoci questo sì, dente. Andiamo dal dentista, ok? Ci andiamo insieme. Ma questa grande polemica ultimamente, noi fortunatamente abbiamo messo acqua sul fuoco, però tu hai difeso la categoria. No, ma soprattutto Antonio è il neomelodico o napoletano? Napoletano, che ha difeso entrambi. Ma sai, io fino a qualche anno fa, per me era un motivo di orgoglio definirmi un neomelodico, perché neomelodico non significa nuova melodia, neomelodico significa giovane melodico, perché è il soggetto, neomelodia è la melodia. Dunque, qualsiasi sia la definizione, io mi sentivo giovane, definito tale, però adesso, poiché ho superato i 50 anni, sai, sentirmi dire neomelodico non mi offendo per niente se questa parola è usata correttamente. Se questa parola viene generalizzata perché il resto del mondo che non fa parte del nostro settore, purtroppo hanno dato adito a sporcare questo aggettivo. E dunque, ma viene anche strampalata un po' questa parola, parliamoci chiaro, quindi a non volte si sente neomelodico. Ma anche io mi sentirei oggi neomelodica. Io dico sempre che sono un modesto interprete della musica e del teatro ed un umile servitore del mio popolo, poi il resto è noia. Come ti presentano? Quando ti chiamano? Ma sa, negli ultimi tempi, diciamo... Il neomelodico Antonio Ottaiano? No, non me l'hanno mai detto. No, meno male. Usano un'altra cosa che pure è forte, è pesante. Vabbè, dicono cantante, attore e poi tutti, anche a Rai 2, un programma che è stato fatto nel periodo di agosto, l'erede di Mario Merola. Questa è una cosa molto pesante, sarà pure bella. È un bagaglio, appunto. Però è pesante perché l'erede di Mario Merola non esiste, non c'è. Se tu dici ma Francesco è mio fratello, è l'erede del padre, no. È un continuo. Sì. Siamo il continuo, ma l'eredità, questa cosa così pesante, non accadrà, non esiste. Senti, però tu hai un forte amore per Pino Mauro, ultimamente ho visto anche un video che va sempre a loop, Pino Mauro pubblica sempre quando tu spendevi belle parole per lui.
per Pino Mauro, Sì. ma sai, Pino Mauro è un altro che fa parte della storia Che inviteremo ad tu per tu. dell'enciclopedia. Questi sono quei maestri che comunque tu da ragazzino hai visto, ascoltavi, Sì. guardavi, cercavi di imparare qualcosa, anche se tutto il mondo sa che il mio maestro è stato uno solo e si chiama Mario Melo. Ah beh sì, certo, è una cosa comunque ovvia. La lo si polemica- vede. E avremo modo poi di parlarne di Mario Melo. La polemica la dimmi vogliamo la polemica. chiudere? Ma la polemica, chiudiamola. io ho cercato in un video che ho fatto, che neanche mi aspettavo, ho taggato un video sui social, è arrivato a 1.200.000 visualizzazioni tra i vari TikTok, Instagram, Facebook. Noi ce ne siamo eccetera. accorti perché siamo stati taggati anche, siamo stati felicissimi di condividere questo. Io ho espresso il mio pensiero perché sapessi con qualche artista, anche io, qualche collega, c'è qualche screzio, però io magari sono il tipo di chiamare a telefono e dico a sceneggiata, no? Shammangundra. Ah, proprio la E sceneggiata. certo, e mi chiarisco dicendo le cose bocca a bocca. Usare i social oggi è pericoloso. Le due ragazze che l'hanno fatto sono due straordinarie artiste. Sì. Del panorama Le adoriamo. giovanile, insieme ad altre, sono quelle che comunque danno lustro alla nostra Napoli e sono pulite, sono professionali. Però la loro poca esperienza in questo settore, non Anche parlo un di po' bravura, l'irruenza anche del carattere. Sono un po' frettolose. un po' anche. frettolose, non hanno capito che questo ambiente ci vuole un secolo per salire la china e un attimo per scenderla. Dunque loro sono state schiette e sincere per esprimere un pensiero. Però dall'altro canto io ho detto oggi, vista l'età e visto anche ciò che ha fatto, Nino D'Angelo non si può definire neomelodico. No, assolutamente. Probabilmente nei suoi tempi si chiamava giovane emergente, che è sinonimo, ma non è questo aggettivo che pigliasse a Federico Magalebra e dice ma che combinata. Noi siamo cantanti napoletani. Vabbè, un po' tutti dai, hanno coniato e hanno detto la loro. Vabbè, comunque abbiamo chiuso Chiudiamo questa cosa, polemica, giusto? chiudiamo Un mini questo- racconto. Però una Dica. cosa la devo dire. Dica, maestro. Mi dispiace solo che sui profili di queste due ragazze Vanno sul personale. vanno Sì. sul personale. Tanto. Questo mi dispiace perché si dovrebbe comunque capire una cosa, che sono donne e va rispettata la donna. Sono mamme, sono anche figlie e sono mogli. E dunque è brutto leggere dei commenti personali che poi l'hanno scritto persone che neanche le conoscono personalmente. Detto questo, qualcuno può dire vabbè, ma anche Nino D'Angelo ha la sua famiglia, le sue donne, eccetera eccetera. Ho capito, ma se andiamo a fare il libro del perché non ce ne scimmi più. bravo. Dunque cerchiamo di chiuderla qua perché la musica dovrebbe unire e non distaccarci e farci litigare. Bravissimo, Allora, per questo è il cominciamo- nostro editore. Sì. Ha voluto quella ha puntata, voluto comunque sì. quella puntata fortemente e poi vuole sempre dare ai nostri telespettatori un qualcosa di diverso, Antonio, perché siamo stufi di vedere le solite cose. Per cui io, Antonio D'Addio, ci mettiamo in gioco ogni settimana, ecco, e telefoniamo un esponente che sappia comunque, ecco, interloquire, sappia in qualche modo raccontarsi e raccontare la storia, perché noi abbiamo un panorama pazzesco e qualcuno a volte se ne dimentica. Quindi grazie a Angelo Ucciero, se esiste a tu per tu, e anche l'altro adesso parlo io. vabbè. Straordinario editore. Io guardando Angelo mi viene in mente il dottor Torino, Ah sì. mi viene in mente l'Achille Lauro, no? Io inizio da lì, Canale da 21, Canale sì. 21 al Sì. Posillipo con il comandante Sì. quando era su alla televisione. Dunque lui fa tutte cose belle e vere. Complimenti. Cominciamo la storia di Antonio Tajano e cominciamo con questo blocco numero 1 di fotografie dove abbiamo raccontato un po' l'Antonio privato. Oh là là. Cioè, ha sempre Tanti avuto look i e tante capelli lunghi. immagini. No, ma ha sempre avuto i capelli lunghi. A volte un po' più sempre. corti, però Corti da mai bambino. corti. Li ho tagliati proprio 2 ore fa un pochettino, ce l'avevo molto più lunghi. No niente, è emozionante perché comunque ci sono tante facce di Antonio Tajano, infatti. periodi particolari. C'erano delle foto dove io non conoscevo la sofferenza Ah. e si vedeva in viso.
Sì. Quando l'hai conosciuta? Scusaci se Ho ti iniziato a facciamo questa conoscere la domanda. sofferenza dalla perdita di mio padre e poi, Diciamo e la poi storia. andare avanti. Quello che mi è capitato nella vita è ancora una battaglia da fare. Di salute stiamo benissimo tutti quanti, questa è la cosa più importante, però comunque ho avuto personalmente delle disgrazie inaspettate, ecco. La perdita di papà, la venuta a casa della Guardia di Finanza che ha fatto una notizia eclatante per tutto il mondo di ciò che mi era accaduto, che poi alla fine, quando ho vinto un processo durato 6 anni, non si è degnato nessun giornale di scrivere una riga, Quello così capita. di dire Ottaviano era innocente. No, per molti che mi conoscono conoscono la mia innocenza e il mio perbenismo. Per altri sono ancora convinti che io sia, ma non è vero. Ma lo si vede già, cioè dal tuo viso che dice tutto, che sei una persona per bene. Però mi volevo collegare al discorso di papà, è stato un maestro di vita, papà ti ha insegnato tantissimo. Io sono stato ospite in una trasmissione di Francesco Merola dedicata al papà e nel finale mi sono commosso perché Sì. ho detto 2 cose. Ho detto io una volta, quando avevo papà e tuo padre, cioè il maestro Mario e mio padre, io quando cantavo, mi esibivo anche a teatro dietro le quinte, mi giravo dietro e vedevo mio padre e dopo uno spettacolo io chiamavo a casa di Mario per avere un consiglio, un supporto. Adesso mi giro dietro e non vedo mio padre e non posso telefonare più nessuno, e questa è una cosa che mi ha fortificato tra le altre cose, però mi sento orfano di 2 pilastri che hanno segnato tanto nella mia vita. Antonio, abbiamo visto le prime foto proprio piccolino, già che cantavi, già ti esibivi. Ma io inizio con le sceneggiate di Mario Merola. Io ho un presepio di Mario Trevi 1976 con Pietro De Viga e Anna Campora a Canale 21. E Mi quindi, esibivo insomma, già lì con la sceneggiata. A scuola tutti portavano Arlecchino, Pulcinella, io portavo a Mario Merola, io lo Salvatore. Cioè, per dirti, allora ce l'ho nel DNA e dunque vabbè, siamo E cresciuti. scrivevi anche per i tuoi colleghi, ti dilettavi? Sì, testi per qualche collega ne ho scritti abbastanza e poi un giorno dissi, ma io divento cantante per caso. casualmente. Perché? Perché all'epoca, come anche oggi, l'autore è abilitato a fare una musicassetta all'epoca con il motivo, il canto e il testo sopra e gliela dava al cantante. E fallo oggi, fallo domani, fallo dopodomani, entriamo in sala discografica e dovetti mettere io la voce su un pezzo da dare a Nico Desiderio. Ah, Nico. Allora, da lì c'era quel buon Gianni Valentino, amico mio, autore, che disse, ma sai che tu, ma che non facciamo un disco? E la prima canzone fu La signora in nero. Sì, tu Bello, va a sì. sentire a me, che poi hanno cantato tutti, hanno portato a successo da Galletta, Mimo Taurino e tanti altri, ma è una canzone scritta da me e Gianni Valentino e cantata da me e lui nel 1989-90. Poi arrivavo sui ristoranti, c'erano gli spartiti, l'orchestra era una tumbulella, una sorta, non sapevi a chi trovavi. Una volta trovava Gigi D'Alessio, una volta trovava Maestro Casizzone, una volta Maestro Sorrentino, i Fiscale, tutto. E poi da lì mettiamo il gruppo, divento cantante, esce una canzone che si chiama Via Roma e poi da lì... E da lì ricordiamo parte quel tutto. successo di Via Via Roma Roma è insieme a proprio- te. Se Papà, non è un discusa a cult. me il giorno 23. Che poi Che quella- succede il giorno 23? Ma no, se non discusa a me il giorno 23, ma cira, perché non è una violenza verso io, mi uccido perché senza di te che camba a fa. Mi uccido proprio nelle strade, nei vicoli dove camminavamo io e te. Voglio una festa, un ristorante, voglio tanti invitati, l'unica cosa che non inserimmo, voglio i cantanti. Io ero già intelligente all'epoca, perché no, un matrimonio senza Tu cantanti. lo sei sempre stato. Vabbè, scherzo. Antonio, però... Matrimoni con i cantanti. Ecco, Ci vogliono, abbiamo ci vogliono, questo tappeto, questo bel sottofondo, ci presenti anche il Il maestro Antonio Viscovo al pianoforte. Antonio. Ciao, buonasera. Che è il mio angelo custode. Che ci accompagnerà e noi vogliamo rompere un po' questo ghiaccio e questa emozione con una prima esibizione. Che cosa ci vuoi regalare? Vuoi un classico? Sì, Sì. A me piace molto il jazz, lo Sì. swing. Sì, lo swing anche. Quando vado in America cerco sempre di captare, di rubare qualcosa. E insieme ad Antonio ci siamo inventati un classico napoletano, swing, fatto molto newyorkese, Broadway. Ah, E alla ce lo Broadway. ascoltiamo Ce lo con tanto ascoltiamo. piacere. Dovrei Vedi, hai prendere- fatto pure tu una sorpresa a noi. Aspetta. Ah sì, questo è... Allora, ti do il microfono. Sì. Ecco,
faccio così. Io aspetto l'ora sa, senza aspettare nessuno. Mi foto una guardata, un semplice saluto, mi danno ancora vita, si passa tu. Segretamente ti tengo in tuo cuore e mai tu posso dire tutti i momenti ne caccia sto pensiero per non ti fa capire che pure un suono per totalmente sto cuore chiama a te. Segretamente ti tengo in tuo cuore e tutto si per me. Sta amore senza amore, passi e giornata magari, sto bene senza bene, non te ne rimane, capo cagno destino. Ma pure il suono per totalmente sto cuore chiama a te. Segretamente ti tengo in tuo cuore e tutto si per me. E inutilmente sto cuore chiama a te. E inutilmente sto cuore chiama a te. Che bella! Da programma di Gigi Marzullo, dai, bello. lo spera, La felicità la L'arrangiamento- ritrovi nei brani, Sì. parliamoci chiaro, ti brillano gli occhi. No, ma hai visto che arrangiamento bellissimo? No, mi piace Bello. tanto, mi piace tanto. Swing. È uno swing orchestral, no? Un po' la scia, l'hai americanizzata. Quando vai in America, immagini. l'arrangiamento è alla Michael Bublé, però sì, la infatti. voce è alla Mario Meno. Qual è il problema? Scusami. Assolutamente, guarda, le Tu devi sapere che distinzioni su no. delle esibizioni io faccio una cosa, una strategia unica che poi riesce solo a me. Allora io faccio a Rhythm and Blues di Yes I Know My Way Di di Pino, Pino Daniele, sì. faccio cantare il pubblico, no? Yes I Know My Way. Prova. E gli dico, ecco, maestro, facciamo un po'. Però te l'accenno solo, e dico, vai maestro, continua. Dico, voi ci credete che io su un Rhythm and Blues di Pino Daniele, io canto un pezzo di Renato Carosone e faccio il rap di un pezzo di Mario Meno. Tutto quando dice no, ma è imbecille. Allora dico, scegliete la canzone di Mario Meno, questo è il ritmo di Pino Daniele, sì, yes I know my way. A posto, ci siamo con il ritmo. Scegliete una canzone, allora senti dire quella zappatura e io. Felicissima sera a tutti questi signori incruatati e a che la comitiva così all'era, uomini chic e femmina pipata, che sta una festa di balla, tutti che fracca sciassa sti signori, e caso ci sa copposciare a balla, senza cercare permesso a balli pure, porti canzoni eccetera eccetera, hai capito? Posso che non la cattivo che mi fa porto tempo, se quello là cattivo che mi fa no, zappatore è facile e i figli sono piezzicore. Facitemi a capire che sono ignorante, che sono si carta che pulita e vado avanti così e mi diverto. Un restyling, chiamiamolo così, una rivisitazione di brani Sì, che poi ma- vanno bene insieme ai nuovi sound. Questo E è- quindi non è mai, diciamo, fisso il tuo spettacolo, No, perché no, dipende da quello che ti a chiedono. me piace la jam session, a me piace Bene, improvvisare, improntare, certo i miei pezzi che sono stereotiopati, sì, tu e li devi quelli fare, sì. però all'improvviso mi piace l'emozione, l'adrenalina dell'imprevisto. Dunque senti uno che dice mi fai cantare scusa Rizzi e Marichiara, sotto c'è un tempo a Rhythm and Blues, io faccio a Rhythm and Blues. Bene. E la gente si diverte. Antonio, tante sono state le etichette discografiche che ti hanno accompagnato, no, lungo il percorso di vita artistica. Ho avuto C'è anche stato- Bideri, Sì. il padrone ero solo me.
Ah, ecco, parliamo, concentriamo tutto là. Luciano Come è Villevier Bideri. Mi chiama il maestro Alfonso Sì. Chiarazza, Sì. che è il maestro di 100 catene si può Sì, che tu sì, conoscevi conosco, molto sì. bene, Malufiglia, eccetera, eccetera, Frevi Gelosia. Mi chiama e dice: dobbiamo andare a Roma. E io, maestro, a me trovo papa. Lui mi dice: no, dobbiamo andare a casa di Luciano Villevier Bideri. Ma Bideri, i titolari ero Proprio solo lui, mio. eh? Dice sì, e che dobbiamo andare a fare? Perché ti vuole conoscere. Arriviamo a casa sua e il compianto dottor Luciano Villevier Bideri mi disse: facciamo 2 dischi classici, trova il titolo. Io disse Piazza Napoli, il primo, e ricordo che alzò il telefono e chiamò Michele Cucuzza. Ah. Michele, sono Luciano Villevier Bideri. Uè, commendatore, dove sei? Via Teulada. Poiché a Via Teulada c'era l'ufficio di Bideri, disse: vieni un attimo da me. Ma lei, sto producendo un disco per questo ragazzo, questo è forte. Quando deve venire da te? Quando va via? No, io sto Bastava andando una via parola adesso, di Bideri. e fece la prima volta la vita in diretta. E anche storie della vita, storie di vita anche. No, Festa Italiana ha Festa fatto, Italiana, ha fatto ha anche... No, anche il- un album con 10 brani. con Ah, 10 le storie della Le vita. storie della Sì, le vita. storie della vita. Mi Lì c'era riferisco a una canzone dedicata a mia figlia che andò benissimo. Se tu non fossi figlia a me, eccetera, eccetera. Come sta Senti, tua ma- figlia? Beh, adesso c'ha 30 anni. Mamma mia, è cresciuta. È cresciutissima. Vogliamo vedere un po' il saluto numero 4, insomma la prima persona che ti saluta e poi parliamo di questa persona. Numero 4. Ciao a tutti e naturalmente un forte abbraccio ad Antonio Tajano. Non ci vorrebbe un minuto, ma ci vorrebbe una vita per raccontare il viaggio che abbiamo percorso insieme. Credo che io faccia parte in maniera forte, integrale della sua storia, del suo grande viaggio artistico. Abbiamo iniziato veramente, credo 25 anni fa, con tanti video, ma non soltanto quelli, perché abbiamo condiviso molte giornate, molti momenti, molte cose belle. Credo di essere stato un buon suo supporto. Lui è una persona in gamba, un artista di qualità, l'ha dimostrato. Credo che io sono stato uno di quelli che gli ho dato anche l'input per fare l'attore, per far cambiare pelle in un videoclip. Vidi le sue attitudini attoriali, lo consigliai e quindi poi da lì abbiamo fatto tante cose teatrali insieme. Il caro amico Maurizio Palumbo. Ammazza che video. Quanta stima a quest'uomo nei tuoi confronti. Tutte le scelte belle che ho fatto nel mio percorso artistico devo dire grazie a Maurizio Palumbo. Maurizio Bravo. Palumbo è stata una persona che mi Un ha amico. indicato sempre, un fratello, non un amico, Sì. una persona che mi ha indicato sempre per la strada giusta. Facemmo un'operazione, tengo a parlare di questa cosa, facemmo un'operazione con Jessica Rizzo. Ah, come no? Io l'ho buttata nel dimenticatoio questa cosa, però fa parte della mia vita Sì. artistica, non posso rinnegarla. Ci fu, ecco, il marketing, no? Allora lei aveva Erotica Tour a Napoli, Sì, tutte queste sì. cose qua, facemmo questa cosa, ma fu lei ad entrare nel mio mondo e non io nel suo, e la cosa funzionò. Però incontrai Merola e Merola alla sorrisa mi disse: ma non mi piace sto passo che hai fatto. Ah. Dalla sua parola io mi rinchiusi a casa per quasi un anno e non uscivo più da casa. Avevo paura di incontrare la gente, meno male che non c'erano i social, sennò come essere combinato, mamma mia. Comunque un anno intero. Mia moglie, poiché Cosa c'è- ti diceva la tua famiglia? che io sbagliavo, dovevo affrontare il pubblico perché tutto un blocco diceva avete cantato, non è che hai fatto un film con lei, è lei che è entrata nel tuo mondo, ma io... Anche perché il video era carino. Il video era che carino, facevate, sì, però comunque io ero acerbo, ecco, gli errori li abbiamo fatti tutti. Se dovessi tornare indietro probabilmente non lo facessi, ma no per qualcosa, per l'esperienza che poi mi è servita tantissimo a farmi conoscere. Però oggi io voglio farmi conoscere per la bravura, per la tecnica, per l'arte, non per le manovre mediatiche. Commerciali. E allora mia moglie chiamò Maurizio, disse: Mauri, mi sentivo solo a telefono con Maurizio. E disse: tu devi venire qua. Maurizio venne a casa e ricordo che avevo una barba così io. Eremita. Avevo paura di incontrare Ti il trascuravi? pubblico. Avevo paura di incontrare la gente. E Maurizio venne a casa e disse: vado al barbiere, fatto barba, capelli, scendi con me in macchina, ti faccio per Napoli come ti va bene. Mauri, ho paura. Camminavo in macchina con lui a via Caracciolo a Marcialina nel traffico di un sabato sera
e avevo veramente paura, chiudevo i vetri e all'improvviso sentivo le voci, ottesimo numero uno, ottesimo, che si sa, quelle cose popolari, colorite che noi abbiamo a Napoli, che la gente esterna tanta felicità quando ci vede, e io man mano iniziai a fare, ma allora io vera, pensavo addirittura che era gente che aveva preparato lui, invece no, arrivavamo fuori al bar, c'era il bar di via Bar Riviera, che adesso mi dispiace che è chiuso, fuori al Bar Riviera io già iniziai a scendere con un po' più di nonchalance, Otteano, e ma come c'è artigiana da ora. Senti, ma non ti credevo così sensibile. Sì, molto. Lo sei invece? Sì, tanto. Io sono... Lui si nasconde dietro questa corazza di duro, però è... Lo stavo dicendo io. Però è sensibile. Ah, però, è buono a sapere. Abbiamo parlato tanto di Mario Merola, diciamo appena abbiamo cominciato c'è stato il riferimento, soprattutto l'importanza di Merola nella vita di Antonio Ottaviano, allora vediamoci questo montaggio numero 1. Vai. Maestro, io una volta vi ho sentito cantare Via Roma, ma è mai possibile, stavamo in macchina e voi... Via Roma insieme a te! Io volevo darvi, con il vostro permesso, per 1 minuto e mezzo del tu. Posso? Ma figurati, perché dici questo? Perché c'è una poesia che dai tu. Ah, dai, con tutto il cuore, dai. Mario, ma tu ci pensi che fosse Napoli senza te? Fosse come una stagione che non tenesse il sole, fosse come l'acqua di mare che non tenesse il sale, eppure bene ci facesse male. Ma tu ci pensi che fosse questa vita senza te? Sagliesse in cielo o scendesse in tale inferno e ti trovassi e ti portassi insieme a me. T'accattassi che tu suoni mia è più bella, tu sei la cosa più carnale che ho a terra. Tu che l'hai giornata che non passa mai, ma amore ogni volta quando te ne vai. Ma ci penso, o forse non ci pensa mai, che 100 anni insieme a te non sono cassato. Non lo posso immaginare che non ci stai, per me è impossibile. Ma se un giorno insieme ai santi in paradiso ti incontrasse ti dicessi le stesse cose, cercasse a Dio se mi potesse una casa in coppa a nuvola più bella e con te vicino a me. E se esiste veramente una vita, io pure quello la voglio vivere con te. Tu sei una poesia che mi è rimasta dentro all'anima e mi fa vivere. Ma ci pensi che fosse questa vita senza te? Fosse come una creatura che non si è mai lasciata, fosse come un cammino che non si è mai appicciato. Mario, la vita mia senza te fosse come una luce di Dio che si è studata. Ma sono innamorata di te e mai lo posso dire se tu apparati come gli amici miei. T'ho incontrata ma perché? Ma che destino, ma che sono sincero, non posso vedere. Ma chiagneri tuo cuore sti parole e non lasci ricco mai, amore mio. Che prema si per me, ma sono innamorata di te e mai lo posso dire, sto bene con me. Roma
Non c'era, stavo a Milano e stavo poco bene. Mo sto buono e sto a Napoli. E ti dico bravo, ho visto lo spettacolo, mi ha emozionato, anche la telefonata. E quei giovani che si è fatta larga a botte spallate e sicuramente farà strada. No, è bravissimo, te l'ho detto. Anche quando canto qualche classico, qualche canzone classica, qualche mia canzone. È un artista bravo, è completo e vai sempre così. Alla grande! No, è magnifico. Quante volte vi siete incontrati proprio anche sulla scena? Mamma mia, ho Tante. fatto viaggi con Mario, ho degli aneddoti straordinari. Infatti quel video era proprio il ritorno dall'America, giusto? Sì, lì a Napoli International. Piazzetta Merola, Il sì. giorno prima, 2 giorni prima io stavo in America, 2 giorni dopo stavo da lui ospite. A lui piaceva che io dicevo una cosa quando andavo da lui, perché nel 97-98 negli Stati Uniti a Brooklyn c'è il negozio di dischi della sorella del compianto Mimmo Rocco. Ah, Allora io, camminando, sentivo chiamata Napoli 081. Già l'emozione addosso, stai in America, capito? Arrivai dietro il vicoletto e vidi scritto vicino a un muro Mario più Merolo uguale Napoli. Allora io, dall'emozione, chiamai a Mario Merolo, lì erano verso le 7 di sera. Chiamai 776 26 60, ho avuto un numero. Pronto, signora Roma, passate a Mario, ma che è successo qualcosa? No, niente, passate a me. Che è stato? Voglio, biondo, che è successo? Biondo. Cioè, io sto in America, ho trovato vicino a un muro Mario più Merolo uguale Napoli, che bello, che bello. Ma che ora sono loco? Cioè, ti caso in lotta sì, cioè ti sei a caso in 2 notte, mi esce dato. Grandioso. Mentre ci prendiamo un dolce Che caffè bello. di Ritz Caffè, l'unico che ti fa sognare, vorremmo anche che ci raccontassi, a proposito del Festival di Napoli del 1994 condotto da Enrica Bonaccorti, e quando Mario Merola ti incoronò proprio principe dei neomelodici. Ma lì era un'altra epoca, lì era più un'altra- giovane anche. No, a parte che ero più giovane, il numero di cantanti a Napoli era ridotto, eravamo una ventina di ragazzi, avevamo come maestri tutti questi grandi mostri sacri. Prima di noi c'erano i Zappulla, Mauro Nardi, Nino D'Angelo, Franco Moreno, c'erano questi artisti un po' più cantavano da un po' di più tempo di prima, tempo. Sì. prima di noi, e poi siamo usciti noi. Poi sono usciti Alessia e Raffaele che hanno creato il mondo proprio La Napoli totale, Pop Sound. la Napoli Pop Sound, definita neomelodica e compagnia bella. Dunque ecco, ognuno ha la sua storia, però io credo E che la sua scia anche. il principe dei neomelodici Beccati il Ritz principe. è vero, anche Caffè. perché Giacomo Dicetta era un re, E quindi dunque io non potevo. da re a principe. Anche col caffè si può dire alla vostra salute. Abbiamo Ritz, scelto la cialda unica, Unica. per Antonio Ritz Ottaviano. Caffè, con permesso. Antonio è unico, perciò la cialda unica. Ecco, buonissimo. Altissimo livello. Ve lo posso garantire perché la mia famiglia ha le attività di bar, dunque posso Quindi dire. garantisce Grazie, Antonio grazie di Ottaviano, grazie. Ritz. Legato a Mario Merola, vediamo chi ti saluta. Ciao ragazzi, buonasera a tutti, buonasera a voi tutti in studio, ma in particolare al mio grande amico fratello Antonio Ottaviano. Come stai Antonio? Ci sentiamo quasi tutti i giorni, lo sai quanto ti stimo, non potevo mancare, volevo farti questa sorpresa con un messaggio e dirti che ti voglio bene assai, lo sai, ti stimo, e poi uno che tiene a papà ha tatuato un coppa la pelle perché io ce l'ho tatuato nel cuore, ma tu, lo stesso anche tu, sulla pelle e nel cuore, penso, sicuramente che così, come faccio a non ti voler bene? Io ti voglio bene assai, a te, alla tua cara famiglia, mamma, tutti, e poi al tuo grande caro papà, che volevo un sacco bene pure io, Giacchini Caravite. Quando si dice Giacchini Caravite si dice Mario Merola, perché lui era un grande nel suo settore. Ti voglio bene, un bacio a Ida Piccolo, ciao Ida, ti voglio bene, un bacio al grande Antonio Daddio, grande giornalista, che spero di vedere presto. Ci rimma tu per tu, Andò, ti voglio bene, Andò, a presto, mi raccomando, viva la canzone napoletana, Andò, ci sentiamo più tardi, ciao.
praticamente vi sentite sempre. Ma non siete mai lontani. ieri sera era mezzanotte e mi ha chiamato. Ma non ti ha svelato che ti aveva fatto la sorpresa? Assolutamente, a Napoli si dà una stato di cazzimma parole. esagerata, non me l'ha detto. Grazie Francesco, io ti voglio veramente bene e questo fa capire veramente l'affetto e l'amore che ci lega con le nostre famiglie. Francesco, siamo cresciuti assieme. Francesco, ieri sera gliel'ho detto, ho detto tu hai una targa che è Merola, tu sei un figlio del gigante della montagna, tu sei un figlio del Vesuvio, sei un figlio di Napoli. La stessa cosa la pensa di te sul tuo papà, Giacchino Caravita. Ma che è papà se uguale l'è a cresciuto Mario. a Francesco, sapessi quante volte stavamo su a casa, Francesco è come me, ha un carattere un po' ribelle, siamo due caratteri nervosi, però alla fine siamo brave persone. Senti Antonio, visto che comunque stiamo a tu per tu ed è una cosa molto anche diciamo intima, vogliamo chiudere definitivamente, perché le mali lingue ci sono sempre, Su di me? no, e delle mali lingue comunque In generale misero anche. in giro questa voce che tu e Francesco eravate rivali oppure eravate Assolutamente. litigati. L'avete smentito più di una volta, ma diciamolo dopo questo video, saluto, diciamolo anche Allora io, da parte tua. Allora, Ma sapevi almeno questa cosa? sì, certo che lo sapevo, ok. ci siamo chiariti su TikTok. Sì, Ma chi ci appiccichiamo un po' a Instagram e facciamo pace un po' a mi Facebook. meraviglio di te su TikTok. No, vabbè, lo so, io sono un poco sociale, tu lo sai. Allora, ma litigato di che cosa? Io devo dire una cosa, ci sono molte date che hanno lasciato un segno nella mia vita. Io nasco il 12 novembre, Mario muore il 12 novembre, il giorno del mio compleanno. Mario è nato a Sant'Erasmo, io sono nato a Pazzigna, 50 metri un marciapiede prima dove è nato lui. Mario abitava a Portici, abita ancora la famiglia a via Pagliara, io abitavo a Portici a via Scalea, un vico prima. Dunque qua parliamo che se tu mi tagli le vene, a me esce Ottaiana Merlo, a me tutto quello che è targata Merlo sta in dopo. Francesca è una persona che voglio bene ed è un ragazzo molto molto umile, perché se lui avesse messo per un po' l'umiltà, avesse messo in gioco il cognome che porta, già sta a dei grandissimi livelli, perché Francesca mi ha fatto piangere a Domenica Inn qualche domenica fa, però adesso c'è in cantiere un progetto. Ah, insieme? Sì, spero solo che vada in porto, perché ci tengo, perché io gliel'ho detto, io metto la mia bravura, tu metti la bravura e il cognome e insieme possiamo veramente rappresentare i figli di Napoli. Ah, quindi hai detto già il titolo. Oh. Vabbè, abbiamo capito. Non si Sei sa, sgamabile comunque. Non si sa. Però voglio un mondo di bene a Francesca, alla signora Rosa, a Loredana, a Roberto mi sono incontrato domenica, mi sono entrato a Piazza Municipio domenica. Allora, ascolta Antonio, visto che siamo in tema di Halloween, dolcetto scherzetto, noi abbiamo la nostra food blogger sempre presente, però oggi, ecco, oggi proprio ha avuto un imprevisto, però ha preparato una cosa da casa. Sì, però io nel frattempo vediamo questa cosa, potrei chiedere umilmente di togliere la giacca. Sì, come no? Perché per me la giacca è sacra per rispetto del pubblico che ci guarda, però sto schiattando. No, va bene, non ti togli. preoccupare. Togli, noi seguiamo il video di In Cucina con Gemi, la nostra food blogger. Ciao Ida, ciao Antonio e un caloroso benvenuto al nostro ospite Antonio Ottaiano. Questa settimana parleremo di Halloween nel mio blog e quindi ci saranno molte ricette terrificanti e mostruose. E sappiamo che questa tradizione nasce in Irlanda e da una quindicina d'anni che comunque è spopolato anche qui in Italia con la famosa frase dolcetto o scherzetto, ma noi per te Antonio questa volta non faremo dolcetto o scherzetto, ma abbiamo preparato una pizza terrificante con l'aiuto del maestro pizzaiolo Giuseppe del Partenope Restaurant e tra poco comunque te la porteremo lì in studio. Ma voglio dirti soltanto una cosa, noi siamo esenti da ogni responsabilità dopo aver provato questa pizza, poi capirai il perché. Allora, a dopo, ciao! Eccoci qua, terrificante perché Halloween, quindi fa paura, perciò è terrificante. ma legata a Halloween. Dall'aspetto, Sì, ma il sapore sì, sarà sì. sicuramente... È buonissimo, inconfondibile. Non è Poi terrificante. l'ha preparata Giuseppe del Partenope Restaurant. Il nostro quindi- pizzaiolo, il nostro quindi- pizzaiolo. Però è entrata a far parte di noi, come già dalla volta successiva, la nostra Lucia Lamarca, nonché giornalista e testimonial di Babba Re.
il liquore esclusivamente al gusto di babà, Bello. con i pezzi, e dopo lo devi assaggiare. Liquore però. napoletano. Proprio napolitano, come noi. Anzi, io a Diacerra, infatti dopo mi racconterai anche del Festival di Pulcinella. Bella festival di Pulcinella, Tagliamonti. Diamonte. E in genere la nostra amica giornalista Ecco. arriva anche con una domanda per l'ospite. Ecco. E quindi sentiamo un po' che domanda ha scelto per il nostro Antonio Tajano. Prima di tutto buonasera a tutti e buonasera in particolar modo ai nostri amici da casa che ci seguono sempre con grande affetto. Allora, io avevo una domanda un po' particolare in relazione ai social. Allora, la musica napoletana, la musica neomelodica, come vogliamo chiamarla, indipendentemente da insomma, questo fenomeno sociale, è sicuramente un fenomeno di marketing, nel senso che è una grande azienda campana che offre lavoro a tantissime persone, soprattutto a molti giovani. Però, essendo appunto anche un gran fermento che cambia insieme ai giovani, la musica napoletana è entrata a far parte di un grande mondo social, quindi su TikTok, sui vari social. Qual è il suo rapporto con i social? Ma io l'ho detto in varie interviste. Però adesso entriamo proprio in merito, Sì, i sono, dettagli. sono molto socievole ma poco social. Il social per me dovrebbe essere usato diversamente da come lo usiamo, mi metto pure io in mezzo. Dovrebbe essere usato diversamente. Purtroppo devo dire che il social oggi ha dato la voce a chi non ha voce, ha dato voce anche a chi non avrebbe proprio il diritto di parlare. Ti spiego perché. Perché quando mai si è sentito negli anni passati che usciva Mario Abbate, Sergio Bruno, Mario Merlo per televisione e uno spettatore o un fan aveva il diritto di fare un video e dire, posso dire una parolaccia? Sì. Sì. Sinacavaca. Oggi ha dato la licenza di poter dire questo. Dunque si è rotto quel vetro bello che c'era prima tra il pubblico e l'artista. Oggi l'artista è uguale al pubblico e che ben venga, però si è persa la misura del rispetto. E dunque io per certi modi di usare i social sono totalmente contro. Poi se parliamo che si avvicinano le famiglie, io ho mia cugina, mia sorella che sta in Australia, Sydney, a New York e il sociale ci sentono fa sui vedere, social, sì. stiamo a posto, se dobbiamo mandare messaggi, se dobbiamo studiare, se dobbiamo promozionare un prodotto, che sia il caffè, che sia la musica, che sia il teatro, va bene usarlo in quei modi, però ci sono anche delle persone che usano una volgarità che inaudita, che io non condivido assolutamente. E dei millantatori invece? Ma i millantatori, sa, quelli sono Ormai. tutti bravi, noi li chiamiamo i leoni da tastiera, si mettono lì e ci sono i sapientoni, c'è quello che Sanno dice... tutto loro, tutto vogliono fare loro, io sono questi, sono quelli. Ma È vero. Mi hai ricordato uno spettacolo teatrale facendo questo. Io nasco dal teatro. Lo so. Ok. E dunque voglio dire, un po' di calma da parte di tutti. Certo, potete dire la canzone che hai cantata a me Non piace. non piace, preferisco l'altra, questo è un gusto e uno lo rispetta, però da qui a dire, vicino, ecco per quello che sta succedendo negli ultimi tempi, entrare nel privato delle persone che manco conoscete. Ma stiamo scherzando, E Antonio. poi la cosa che Poi mi ci fa rabbia è che pensa. queste persone che scrivono in malo modo poi probabilmente vedono la cantante e si fanno pure la fotografia insieme. Dietro. Bravissimo. Sicuramente. Dietro possono pugnalare quanto vogliono, però poi avanti fanno sempre la faccia bella. Ma questa è una cosa risaputa sui social che oggigiorno Però c'è vediamo. anche tanta gente, C'è tanta gente che mi buona diverte. che sì, anche a me. Mi diverte. Sì, è Ci vero, sono è delle vero, persone è che vero. fanno dei È video vero. straordinari che Ma quello deve essere lo a scopo. pensarsi cose. Ma Ma infatti quello deve cosa essere lo pensi scopo. degli influencer? Ah, ecco, influencer buoni. Che a volte ti influenzano anche Preparati delle l'altra domanda, scelte. Lucia. L'influencer, io vedo delle cose assurde, io vedo addirittura degli artisti che chiamano l'influencer e dicono ma fai una storia, perché magari l'influencer ha tanti follower, cioè dove siamo, vabbè comunque oggi funziona così e va bene così, però magari che ti devo dire, questo fa una storia di un negozio, si prende i soldi, io la vedo, è diventato un lavoro, Sì. è diventato un lavoro. Lucia. È Lucia. diventato lavoro, vero? Assolutamente sì. Allora, Poi vuoi fare successo sui social? Fa una stronzata. ecco, quello che... Sì. Ma noi non la possiamo fare la No. stronzata. No, quello si nasce per fare quelle cose. Si nasce proprio Si per nasce, fare io quello. per l'amor di Dio. Noi ci- siamo nati per c'è, fare... c'è il mio maestro, il mio batterista, Sì. che suona con me da quando aveva 40 anni, ora da 80 a poco, no?
E allora mi fa, ma perché tu sui social ogni tanto una storia, una diretta? Maestro, ma che ho da dire, che ho da raccontare? Io devo rispettare e amare il mio pubblico e altrettanto deve fare il mio pubblico con me. L'artista, diceva Mario Merla, sa davvero a rindall'occhiello la mascatura, mai aprire tutta la porta e concederti a pieno titolo al pubblico. Ti deve comunque sempre desiderare un po', sennò che artista Ma che bell'esempio che hai fatto. Sì. Ma è così. Bello, è così. Farlo vedere quel poco alla volta, perché anche quando vai a cantare, io per esempio ho un senso della misura, forse perché vengo dal teatro. Io inizio a capire da qui a un quarto d'ora il pubblico si stanca, salutami la macchina. Ma veramente l'hai fatto? Ti giuro su Dio, io riesco a captare il pubblico quando è saturo, quando inizia a stancarsi. E come fai, Antonio? Me ne Scusami. accorgo. Io guardo tutto, innanzitutto quando entro a cantare anche sulle cerimonie. Tipo che il signore sta facendo una pennichella, Io faccio pure i matrimoni, per qualcuno che dice no, quello fa solo teatro. Faccio anche i matrimoni e ne sono fiero, perché l'hanno fatto tutto quanto, è la più grande palestra. Sergio Bruno, Mario Merla, Maria Abbata, Nino D'Angelo, D'Alessio, tutti sono partiti dal ristorante. E pensate che al ristorante con 2 casse a 20 centimetri dal pubblico devi fare un'esibizione. Quando i cantanti come la Mazzotta, Gianni Moranda, eccetera, eccetera, hanno delle strutture esagerate e stanno a 1 chilometro lontano dal pubblico, è molto più facile. Vorrei vedere al contrario. Senti Antonio, mentre Lucia ci prepara E e la ci fa domanda gustare fa. un po' di babbarè, Sì. E farà, ci perché lei è la vediamo. testimone. Però non mi avete Sì. fatto dire quella Che cosa che cosa? volevo Che dire, volevi perdonate. dire? Allora io entro a cantare, la prima cosa che faccio, la prima canzone è quella, perché sigla, entri, dalla seconda canzone io inizio a vedere chi è il pubblico. Allora vedo le persone più mature a qua e ognuno là da qua. Allora faccio, a Napoli si dice, un aborto è nato un bagno. Cerco di fare, qua tutto è lievato su, jeans, via Roma insieme a te, segretamente tengo in tuo cuore. Allora fai una poca a qua, una poca là. Prendi 2 fette di pubblico. Ottane è come Lupin, veste da 0 a 100 Me la devi scrivere. No, ha fatto pure un po' di pubblicità occulta, mo la UPI mi dovrebbe pagare. Ma i soldini sponsorizzate il programma. Ragazzi. Allora, No, è mentre bella gustiamo, vediamoci un po' il perché montaggio. Lucia poi ha da dire Sì, altre anche cose, altro. però vediamoci il montaggio numero 2 con altre 2 artiste con le quali Antonio ha lavorato. Noi assaggiamo babbarè. Guapparia, avete finito di portarlo in scena Sì. a Napoli e poi andrete in Al giro. Teatro San Che Lazzaro. spettacolo è Guapparia? È uno spettacolo del popolo. Guapparia è un classico napoletano, è la sceneggiata, la vera sceneggiata napoletana, portata in scena senza toccare nulla, senza rinnovare, senza toccare il testo, i Quella costumi, autentica. l'autentica sceneggiata napoletana. Dove c'è- Rosa è? Sì, Rosa io sono è Margherita. essa. Che fa Essa. Margherita? Diciamo nella sceneggiata è Amalamente, però Amalamente sta per donna passionale, carnale, no maestro? È quella che fa innamorare Si tutti. riferisce al Quella che maestro? fa innamorare certo, un pochino tutti, diciamo, è quella viscerale, ecco. Giuro su chi sai che cambierei, con il tuo perdono io ce la farei. Io non so più cancellarti, nei miei occhi ci sei tu e nei miei domani ancora sempre tu. Si sta ancora dentro paura, chiudi un occhio e bella aspettare, ma non sulla basta hai lasciato da sopra ma un lato tu sei sempre tu sei sempre tu. Valentino, credi a quello che dico e nessuno che Che bello. Ecco qua, Rosa Miranda e Valentina Stella. Dai, Rosa Miranda, un tuo pensiero sull'oro 2.
Io ho scelto Rosa Miranda nelle mie commedie perché Margherita Ranfrescata È lei proprio. è lei, e poi l'ha fatta tante volte con il grande capo, con Mario Merola, e dunque io dissi no, la avevo lì. E poi lei è amica di mio fratello, e dunque alla fine, a parte che ci conosciamo da tanti anni, e alla fine la scritturai in questo mio lavoro, Guapparia. Abbiamo girato quasi tutta l'Italia, non è che abbiamo fatto solo il Teatro San Nazaro. Abbiamo fatto il Teatro San Nazaro, poi abbiamo fatto il San Ferdinando, abbiamo fatto il Brancaccio a Roma, il Don Orione, l'Ariosto a Reggio Emilia, il Manzoni a Milano, abbiamo fatto tanti e tanti teatri. E il Palazzo dei Congressi di Bruxelles. Ah, bello. Io poi tante cose non le dico perché se no mi sento un po' più sociale, no, non... Valentina? Valentina è la voce di Napoli. Valentina è viscerale, è verace, è Napoli. Valentina è come, sai, io ti faccio un esempio che per qualcuno dice ma che stai dicendo Ottaviano, ma per farti capire il suo essere proprio verace, è come un pinno dei Pummaroni. È vero, confermo. Anche la stessa cosa per Rosa Miranda. No, ma tiene queste metafore molto simpatiche. Sì, Il buco della serratura. Ascoltate, io sembro una donna immobile però, Tesoro, eppure la donna cannone. Valentina Stella, da qui ci stanno sì. proprio i preti tufi Napoli, capite? Bravo. E pigliati invece un babbarea. Io posso dire questa cosa che ho detto prima, è bella, che è bella. Vai Antonio, prendi. Perché Lucia deve comunque... Questa è liquorina a babà, tu in pratica quando vieni a tu per tu vieni buonetto, ma è embriaco perché quindi... Lucia, facciamo qualche altra domanda al maestro Ottaviano. Allora, a proposito di teatro, quando devo intervistare un artista mi piace molto scavare nelle loro vite, nelle loro retroscena, e c'è un'intervista che mi ha particolarmente colpito. Mia? Sì, in cui le dice Mario Merola, oltre ad insegnarmi la vita, proprio il palcoscenico, mi ha fatto capire che cos'è la maschera, nei suoi pro e nei suoi contro. Ma che cos'è la maschera? La maschera, tu per capire che cos'è la maschera dovresti chiederla ad un attore. La maschera, io ti faccio un esempio, Mario mi faceva questo esempio. Scusa, tu cosa sei? Sei un attore? No, io dico se non vuoi saperlo da me, ma vuoi chiederlo, te lo può dire un attore, il pubblico non sa che cos'è la maschera, no? Allora, Mario mi portava gli esempi, allora diceva il tronco da una scena ironica a quella drammatica, ma deve essere istantanea, no? Allora la maschera, lui mi faceva questo esempio, dicevi maestro, ma crea la maschera, io mi sa, Arlecchino, Policinello, no, la maschera è cosa stai dicendo? Non zitto. Allora questo passaggio e maschera non è una cosa facile da fare, come quando per esempio si fa una scena drammatica e si chiagno veramente. Io purtroppo sono molto sensibile, come hai detto tu, e in varie commedie ho pianto veramente. Sempre i figli sul pizzicori non la posso fare. Ti emoziona, ti commuove. Parlavamo anche del festival di Pulcinella. Acerra, che bello. Sì. Ti piace molto quel paese, vero? Pulcinella è bella perché cioè, il paese nostro ti piace, sei molto legato. Acerra è bella, a parte che Acerra è legata al mio dove abito io adesso, no? Che sto a Cercola, ad Acerra. Sapessi quante volte mi è sbagliato a dire che lui nasce, io nasco a San Giovanni, lui abita ad Acerra, no, Cercola, che è vicino, so se viene con i cercolesi. Però Acerra è bella perché, a parte che è storia, a Acerra abbiamo avuto un grande personaggio che era Antonio Tagliamonte, titolare di Teleacheri. Lo voglio ricordare insieme a te, guarda, perché io l'ho amato e mi ha dato tanto quell'uomo. Una persona mi di ha fatto cultura, partire seria. a piccoli passi e tu lo sai. Tu nasci da lì. Io nasco proprio da lì. Antonio mi ha sempre dato tanto, mi ha sempre dato la fiducia, attenzione, perché era un uomo non facile, non ti dava tante soddisfazioni. Quando dicevo Tonino, ma come sono andata? Erano i primi tempi, ero piccolissima, lui diceva sempre vicino a me, non te lo dirò mai, e io me ne andavo proprio. Fece una scena spettacolo dove come invitate c'era il fratello di Toni Bruni, il maestro Toni Bruni. L'ultima volta che ho visto Tagliamondo, poi capitata la pandemia, non ci siamo visti, eccetera, eccetera. Però lo ricordo con molto piacere perché era una persona per bene, degno di fare il sindaco di Acerra, che poi veniva da una famiglia di sindaci, il fratello, eccetera. Sì, il fratello, sì. E poi arriviamo anche a, mi sembra,
Hai un capito evento... che cos'è la maschera? C'è ancora il liquore, scusate. No, ma a parte questo, No, perché- c'è l'altro parte- evento, un festa. Come No, si chiamava quelle quell'evento? Porta Capuani in Porta festa. Capuani in Porta Capuani in festa, sì. La mano invece Eh. l'ho fatta per 2 volte. Le fatte per Però 2 il titolo volte. era proprio un festa. Seguivamo anche noi come Sì. Shue, come giornale. mi ed era ricordo, una, Shue. una Io l'ho letto manifestazione. proprio all'interno. Sciuero, sorrisi e canzone napoletana, troppo Sì. bello. Quando mi mancano anche queste cose, Senti, anche Ida, Cicina di... sì, ma sì. non ma ce l'ha ancora. No, prendi un poco questo bicchierino perché abbiamo Bevi, parlato allora, tanto. vabbè. Mo' No. Antonio deve cantare un po', ci deve cantare questa seconda canzone, scegli tu dal vivo o se sì, ce la vuoi fare. c'ho il maestro, mi Eh. conviene farla dal vivo. Maestro, c'è una bella canzone che, grazie, Paramoiro Orfeus, sei bellissima. La ragazza col turbante. Sì. Sentiti a casa tua, ti vuoi alzare, ti vuoi muovere nello studio, Sì, fai sì, come sì, vuoi. anche per andare un po' vicino al maestro. sì. Perché, vediamo un pochettino come viene questa qua, però questa non l'abbiamo mai provata. Se c'è qualche errore. Va bene, non fa niente. fa niente. È bella della diretta, Oh, bella della diretta è questa. Allora, vediamo un pochettino. Questa è una bella canzone che mi ha scritto Enzo Caradonna. E quando l'ha scritta? L'ha scritta quando io, in un periodo che stavo in cattive acque con... Stavo in cattive acque con... No, si sente, va, si sente. Stavo in cattive acque con mia moglie. Allora chiamai a Enzo, dice Enzo, mi messo a piscire lasciando con mia moglie, con mamma fa. Devi trovare il modo di far risanare questo amore. 2 ore mi chiamò, dice tu c'hai 2 figli? Dicetti sì. Dicetti sì, ci sentiamo più tardi. E mi mandai sto capolavoro che per me è una poesia. Ma poi hai fatto pace con tua moglie dopo questa Subito, cioè, ma non aspettai neanche che usciva il disco, un bruino proprio. Meno male. E Titolo? Fino all'ultimo con te. E mi atteggiai dicendo, se mi vuole assare, lasciami pure. Però apprezzi cose belle che ti porti a me, portati pure sti parole. L'ha già scritta per te, ma ti c'hai, ma non ero vero, ti scrivetti Caradonna. Sentiamo, lacrime. Immagino. Prego maestro. Vai. E la canzone si intitola per l'appunto Fino al Durdama con te. Si stata sempre tutta la vita mia, non t'ho mai contato una bugia. Io innamorata solamente te e tu felice solo in braccio a me, geloso pure l'aria che respiro. Lontana te non posso mai campare. Tu sei bene, mi è più grande, non sei un attimo solo lontana. Tu sei amore che la te, sempre insieme a tutti io. E io mi sento in paradiso quando tu mi dai un vaso. Mi piace che mi dai, sai farò ogni momento, tu sei vero, sei importante, non desideri più niente, voglio stare con te per sempre, camminando mano in mano, esisterà di chi sta amore, fino all'ultimo. Tu sei un bene più grande, non sei un attimo soltanto. Tu sei amore che lo vero, quello che dura per l'eternità. Sai farò voce ogni momento, tu sei vero, sei importante, non desideri più niente. Voglio stare con te per sempre, camminando mano in mano, mi ci strati che sta vita. Camminando mano in mano, mi ci strati che sta vita, fino all'ultimo. Con te. Necessariamente doveva fare pace subito con queste canzoni e con queste parole. Fece entrare le valigie di nuovo. Io mi devo complimentare con te, Antonio Tajano, e per te
Giuseppe ha preparato una pizza terrificante. Tu dici Mamma no, non è mia. un'evocazione, no, No, non no, perché no. tu sei terrificante, perché Però sei mica un mostro. Sei un mostro di bravura, quindi Grazie. abbiamo pensato a te. Guardate qua, guardate. Guardate che spettacolo, mamma mia, a forma di Ora, zucca, in genere l'ospite meravigliosa. assaggia il piatto, ma non so Guarda se che Antonio vuole assaggiare o no. Inconsapevolmente anche a forma di cuore. Oh, my love. Guarda, guarda. Mamma mia, come sei romantico. A Tua guardarla. moglie ti sposerebbe altre 100.000 volte, di la verità. Sai solo tu. Suppongo, suppongo. No, Ida, ma l'assaggiamo dopo? Certo, Eh. sì, l'assaggiamo dopo. Facciamola vedere. Se volete bene. la mangio tutta io perché sono proprio mangiona di pizze. Ma questa è proprio bella. Buon Halloween a tutti, soprattutto per i più piccini che credono in questa festa come mio figlio. Già io ho comprato il costumino da zucca, da pipistrello e zucchero insieme, quindi non vede l'ora di indossarlo. Allora, visto... No, guardavo che veramente... Posso? Bella. Posso, sì, posso? ispira, dopo l'assaggiamo. Maestro Antonio, mi raccomando, io la metto davanti a voi. Ok? No, Faccela sta dietro, maestro. Faccela trovare, maestro, faccela trovare No, un no. pezzetto dopo. Puoi Antonio, puoi Hai parlato mangiare di tua qualche moglie, abbiamo visto questa cosa, diciamo, questa canzone così intima. Vediamo un po' i saluti numero 1. Ciao Babbo, con questo videomessaggio ci tenevo a farti sapere che ti voglio bene e anche se non te lo dico spesso, sono fiera di te, sei una forza della natura, grazie per tutto. Tua figlia. Mo ci devi parlare del No, figlio aspetta. e della Si figlia. sta un attimino emozionando perché non se l'aspettava. No, non sono abilitati a fare questa cosa i miei figli e mia moglie. Infatti ci abbiamo, no, tua figlia ci abbiamo messo un po' di tempo, ma poi si è convinta. Però mi devi dire come avete fatto a convincerla. Si è convinta. Infatti vedi poi alla fine l'ha registrata grazie e poi si interrompe. Stava perché dicendo grazie non, di tutto. Non è proprio abituata. Niente, e beh. poi questo duetto con tuo figlio bellissimo che impazza sulla rete. Allora, da chi inizio? Da mio figlio? Sì. Sì. Mio figlio è stata una rivelazione perché io stavo a casa e sentivo cantare e pensavo che fosse la radio. Ma oggi, domani, dopodomani, un mese, due, all'improvviso mia moglie dice ma tu hai capito chi sta cantando? Tutti in inglese, cose di Barbara Streisand, Michael Bublé. Ma facciaira la cocchiella della serratura e guardai che era mio figlio e disse oh, c'ha una voce, lui canta veramente, ma è 1,5 miliardi di volte più bravo di me, non gliel'ho mai detto. Io sono un interprete che tengo un quintale di core, è un grammetto di voce, lui ha voce da vendere
E allora lui doveva partire per il Messico, io dissi mi fai un regalo, facciamo un pezzo insieme, dice no ma io in napoletano, che poi ha recitato pure a teatro con me ed è stato bravo e ha cantato anche le canzoni di Sergio Bruno e ha avuto più applausi di me. Quindi si è avvicinato al mood napoletano. Sì, ma lui ama quello che faccio perché vede come lo faccio, certo anche lui è molto fiscale, sa qual è il buono e qual è il marcio e dunque poi è cresciuto in dei bracci di Mario Merle purissimo, non è che... allora. Alla fine io lo convinco, però lui dice la canzone la scelgo io. Napolitano, io mi aspettavo una canzone di... Lui dice Caruso. E dico, e io come faccio a fare? Voglio bene, cioè, tu fai quello che dico io. Andammo da Carmine Liberate, facevamo l'arrangiamento e uscì nel disco Napoli Smoking ed è andato benissimo. Mi ha dato delle grosse soddisfazioni. Oggi mio figlio è laureato in lingue. Lavora presso la Ryanair, come si chiama? La Ryanair, la compagnia aerea. Ah, quindi non canta diciamo di mestiere? No, allora mio figlio è un po' particolare, la storia è lunga, ripida e tortuosa. Comunque adesso sta a Manchester, lavora lì, fa lo steward. Vabbè, se si è laureato con quelli. Anzi, adesso se n'è tornato. Se n'è tornato, però cosa fa? Adesso ha delle date, i locali li sceglie lui che deve fare. E sembra che il 12 novembre, l'11 novembre sta al Howl di Ercolano, andateci, c'è mio figlio in concerto, Jack 8, che io dissi, ma che su fate? Jack, Giacchino, Ottaiano, io dissi perché innanzitutto dobbiamo distinguere, io, Ottaiano, non voglio mai e mi dicono tu sei il figlio di Antonio, perciò hai fatto questo. Vabbè, ma lo verranno a sapere, va a fare i provini da amici, con il maestro nostro, aiutami a dire il nostro amico maestro Campagnoli? No, quello che collabora con Sergio. Sì, ma nome maestro. Mamma mia! Come? Vessicchio? No, Pino, maestro amico nostro, mamma mia. Vabbè, ci verrà il nome. Cavolini, quando... Momento amnesia, amnesia, sì. Blocco totale. Blocco. Esatto. Allora, comunque dopo il se mi viene in mente amico mio, lui va lì e dice, lo accompagna io a Roma, mi fece stare fuori. Entra, la faccio in breve, entra, fa il provino e dice bravo, ma Jack 8 da che provino? Il tuo nome e cognome, qui vede Giacchino Ottaiano, ma mica sei di Napoli, sì, ma appartiene al cantante, il maestro, amico mio, che ha suonato anche con me, e lui dice no, in verità io sono il figlio. Cioè, sei il figlio di Antonio, Antonio c'ha un figlio che canta così, esce, mi racconta tutta la tiritea, andiamo a casa a Napoli, io, lui e la mamma, e dico, ma adesso a suo figlio mio lo vorrei raccomandare un pochettino, visto che ci sta su maestro che è amico l'uno, questo facciamo andare all'amico. Pure bravo, sì. Viene il maestro a casa mia una domenica, si siede e dice, guarda, tuo figlio ci sono 3 step, il primo lo comando io, ma non per qualcosa, tuo figlio è bravo e lo passa sicuramente, il secondo lo passa sicuramente, ma il terzo è quello più complicato, che c'è la De Filippo che decide, e laddove gli arriva, sappiamo come funziona, una telefonata di qualche politico, di qualcuno, e può passare anche qualcuno che è meno bravo di tuo figlio. Allora mio figlio rispose, io dissi tentiamo, mio figlio rispose, con tutto il rispetto per Maria De Filippo che da fa uomini e donne, ma non credo che tecnicamente sia all'altezza di stabilire chi sa cantare e non sa cantare, io non voglio. Però il maestro stava pure a The Voice, se non mi sbaglio. La figlia? Era Max D'Ambra. No. Un maestro. Vabbè, poi è inutile che non ci viene. Ma all'improvviso il nome viene. Però tuo figlio dovrebbe provare anche The Voice, appena lo faranno altri. Ha fatto i casting a Napoli, però lui è molto particolare, fa quello che gli piace. Lui è andato in Messico, ha fatto un singolo che è bellissimo, però non vuole che io promozioni. No, l'abbiamo già detto, non è. No, vabbè, comunque. Invece la figlia? La figlia. È il cuore di papà, la figlia? La figlia, la mia. No, tutte e due sono il cuore mio. Tutte e due sono. Il cuore per me è diviso a metà. In parti uguali. A metà è uguale al 50%. Lontana dalla musica, tua figlia? Mia figlia sì, lontana dalla musica, mia figlia avrebbe potuto intraprendere altre strade ma non ha voluto, adesso c'ha un negozio di abbigliamento online che funziona tantissimo e la vedo sempre impegnata a fare l'imprenditrice eccetera eccetera. Bello. Avrebbe potuto fare la modella, c'era all'epoca Corona che voleva portarsela su a Milano e là chi è che dicette che no? Fui io. E buone fasciste, vabbè. A proposito, il blocco numero 3, così vediamo anche Coroni, ci parli anche di lui. Blocco numero 3.
e Steven Bauer. Ecco Quanti qua, tanti amici, quanti incontri, tanti artisti. incontri. Mamma mia, Però abbiamo visto raccontaci di Corona, dai. da Corona a Andrea Ma caro Sandini. Corona, in mezzo a quello che abbiamo visto è l'ultima ruota della carretta, infatti. nel senso proprio artistico, è un grande amico mio, Enzo Gragnaniello Enzo Gragnaniello, che in settimana è stato il suo compleanno. La grande Mirna che è Mirna scomparsa da Doris, poco. Carlo Croccolo, Steven Bauer, Danny Glover. Che hai fatto un film, ne parliamo con loro? Sì, di chi vogliamo parlare prima? Corona? Allora, Corona è un caro amico mio, molto ribelle, conosciamo tutti i suoi pregi e difetti, sono più difetti che pregi, però alla fine è un buon uomo. È un bravo ragazzo. È un bravo ragazzo. Corona è una persona che se lo sai prendere ti dà il cuore. Sì. Corona quando viene a Napoli ha tolto il posto a Mario Merlo, perché quando viene a Napoli mi chiama e fa dice la mamma prepara una felle carne con insalata. Semplice. Ma la battuta di Mario Merlo è la più grande. Io esco di casa, arrivavo quasi ad Acerra, mi chiama mia moglie sul cellulare, io dico pronto? Dice dove sei? Sto sulla sua strada per andare ad Acerra. Dice puoi tornare indietro perché sta il maestro Mario Merlo. Io ti torno a casa. Entro nel palazzo, metto la macchina, salgo, busso la porta, perché non porto mica avrà a casa, ma andrà pure in notte. Busso la porta, apro e trovo Mario Merlo a capotavola, casa mia, era l'orario di pranzo, a mangiare, con una scotella di insalata così, proprio che in manain, proprio come lo piaceva Is, e fa questa mossa. Io entro a casa mia, fa così, mangiando, fa siete, ti vieni a mangiare, via. Che io pensai, ma su a casa mia o a casa di Mario Merlo? Questo era Mario. Che bel rapporto. E invece il film? Bello. Il film Vespro del Rinnegato, che ha avuto una distribuzione americana, perché la distribuzione americana se l'è pigliata Danny Glover. Fece questo film, io so tutta la storia. In Italia non hanno avuto distribuzione ed è un peccato, perché ci sono tanti attori internazionali dove io faccio un cameo, si dice così, Sì. e rappresento proprio Antonio Tajano. Sì, ero nel film, sono un ex mafioso che decido di lasciare la brutta strada per intraprendere l'arte, la musica, e divento un cantante di successo. I miei boss, non sapendo più che fine avevo fatto, sanno che divento famoso e capito a New York in un teatro a Broadway, e loro pagano il biglietto per venirmi a vedere e mi invitano poi a cena. Io gli dico che devono lasciare quella strada perché non è più quella di una volta, eccetera, eccetera, non è mai stata buona quella strada. Quella che vuoi percorrere. Loro mi dicono ne parliamo al ristorante. Mentre stiamo andando al ristorante io arrivo, mi mandano un autista a prendere e li trovo ammazzati tutti e due fuori al ristorante. Mamma mia. Non E era lì già- la sceneggiata. Non era la Pensa strada a me, giusta per lui si te. chiama uno Steve nel film e un altro George. Il Cirena tutti e due. Io arrivo e devo fare con la voce, con l'impresa diretta, e devo fare Steve, George, perché? Perché il napoletano, proprio uno strappalacrime, eccetera, eccetera. E poi dico, chiamate un'ambulanza, chiamate un dottore, e già io vi cerco aiuto a voi che siete americani come loro, siete tutti infami con noi italiani. Bella questa scena. Tipo la lacrima napoletana. Brava, la lacrima napoletana. Io disse Ascolta. proprio, quello disse mia fa sceneggiata. Hai capito? E vacanzieri oggi e domani? Ah, lì è stato carino perché c'era il nostro amico, porca miseria, stasera perché mi dimentico? Carlo Croccolo. Lucio Ciotola. Lucio Ciotola. Lucio Ciotola, che vanno in un negozio di occhiali, poiché io mi chiamo Ottaviano, e per le persone che ci seguono da fuori dalla Campania devono sapere che c'è un paese che si chiama Ottaviano, Sì. con la V di Verona. Allora io arrivo Il suo al tuo paese, paese sono stato stamattina, di Lucia Lamar. sono stato al cimitero. Come bene non tanto. No, bene che è stato al suo paese. Bene No, che sono sta... stato prima in banca a San Giuseppe Vesuviano. Buono, ottimo. Non ottimo, ci do un po' la nurebba. Comunque arrivo in questo centro e lui mi fa, ma voi siete il cantante Ottaviano? E io faccio, San Giuseppe Vesuviano. C'è questa storica diatriba tra Ottaviano e San Giuseppe, insomma, un po' come il Palio di Siena, no? Questi posti vicini che si fanno la guerra da tantissimo tempo, guerra però in senso molto giocoso. Tesoro, io ho la mia famiglia a Via Zabatta. Sì? Cioè i miei zii, la sorella di mio padre che si è sposata con un ottavianese e un'altra si è sposata con un San Giuseppese. E devi sapere, quando eravamo più piccolini a casa di nonna ci la trovavamo per fare la partita di carte, mio zio di San Giuseppe faceva sempre così, allora quanti punti hai fatto? Zio, a Napoli diciamo 3 punti e una fiura, no?
3 punti in feudo. Dicevi così, staccio bene così, non ti preoccupare. Ed hanno una dialettica così simpatica che... Sì, è una cosa a cui rimproveriamo tantissimo. Comunque in quel collage c'erano tanti amici, li saluto affettuosamente a tutti quanti, erano tutti incontri professionali e importanti con grossi registi, c'era Gigi Savoia che ha diretto, tanti spettacoli miei, c'erano tanti, c'era De Crescenzo, c'era Gragnaniello, Peppino Di Capri, Mario Merola, tanti. Vabbè, Antonio, adesso Gigi D'Alessio, Antonio Buonomo. Antonio Buonomo è l'arte fatta in carne. Ma vediamo, poiché stiamo arrivando alla fine e abbiamo tanto ancora da farti vedere, vediamo i saluti numero 2. Ciao Antonio, in questo video voglio farti sapere quanto io ti stimo e ti rispetto. Sei un artista con la A maiuscola, sei stato un punto di riferimento importante nei miei studi e ancora oggi continuo a studiarti perché sei davvero il mio mentore. Sei uno dei pochi che ci rappresenta in Italia e non solo, anche nel mondo, e io sono fiero di far parte della tua stupenda famiglia. Sei un grande, Tony. Un abbraccio anche ad Antonio da Dio e da piccolo e buona serata a tutti voi. Ciao ragazzi. Non ti saresti aspettato questo videomessaggio, lo so, e proprio per questo ho accettato di farlo. Innanzitutto volevo farti tanti auguri per i tuoi progetti futuri e volevo cogliere l'occasione per dirti 3 parole che molto spesso alle persone a cui teniamo non le diciamo. Ti voglio bene, un bacio. Ciao Antonio, sono Nicoletta da Reggio Emilia. Non te l'aspettavi, eh? Finalmente ti vediamo in TV e non vediamo l'ora di vederti a teatro per applaudirti, a vederti qui a Reggio Emilia, in tutta Italia e in tutta l'Europa. Finalmente si ricomincia dopo tanta attesa di questa pandemia e io ti faccio un bocca al lupo per tutto e buona serata a tutti. Ecco qua, altri 3 amici. Li devo salutare tutti e 3. Pasquale Romano. Pasquale Romano è una bella voce. Lui ha partecipato al Festival di Napoli organizzato da Massimo Abbate al Teatro Politeama. Lo saluto. Ed è un ragazzo per bene, ha una bellissima voce, un cantante pulito. Sta per ritornare al Festival di Napoli, lo so. di dicembre. Un cantante da salotto. Secondo, Biagio Valentino mi chiamo zia, Biagio è il disgraziato che voglio un mondo di bene. Sono rimasto perché non mi aspettavo proprio, né a Pasquale né Nicoletta, sempre più giovane, è vero? Nicoletta o sta invecchiando? La fan storica, no? No, ma tutti invecchiamo. Solo tu non invecchi mai. Viaggio lo saluto, a Pasquale Romano lo saluto affettuosamente, grazie per le belle parole che avete speso. Nicoletta è stata l'organizzatrice di vari miei spettacoli per il Nord Italia. Brava Nicoletta, brava. Saluto, ne approfitto per salutare il marito che si chiama come me e Antonio. Bellissima famiglia che si trovano. Tu devi sapere una cosa, la prima volta che vado da lei, grazie, mi hai messo un commentino perché però già c'è una cosa simpatica. Loro abitano in un paesino di Reggio Emilia. La prima volta che io andai a casa sua non c'era il navigatore sul telefonino e io stavo a telefono e lei mi spiegava la strada, poiché lei è di Afragola, però oramai si è impiantata lì da tanti anni. Io camminavo per queste strade e all'improvviso lei mi disse, c'era un paesino che io non lo sapevo, c'era un paesino che si chiama Sesso. E allora immagina lei, no? Per arrivare da lei io dovevo passare per Sesso. E lei mi fa il telefono, io non la conoscevo, Nicoletta. Allora stai venendo a casa mia, ok, allora tu vai diritto, vai qua, va. Antonio, ascolta un po', hai fatto sesso? Io stavo con il mio batterista, giù, ma non so bene. E lei mi disse... Sei passato, voleva dire, sei passato. Hai fatto sesso, perché poi c'è sesso superiore e sesso inferiore. No, questo è bello. Dopo 2 chilometri io vidi la tabella sesso e ridevo solo io.
Ascolta. Loro stanno a Gualtieri. Salutiamo, Gualtieri. perché Ciao, comunque Nicoletta. tutti possono seguirci grazie anche al nostro sito, quindi possono andare sul sito www.partenope.tv. Ma tu hai capito, io non quindi, conoscendola di persona, la prima volta che andavo a casa sua la dovevo conoscere in quell'occasione. Sento sta voce femminile che mi dice hai fatto sesso, io mi preoccupai, guardai a Gianni, stava seduto a fianco a me e dice Gioia, come sei portato? Antonio, abbiamo parlato di tanto, però adesso soffermiamoci un attimino sul teatro, perché tra le espressioni gergali un po' ottaviano e tanti paesi, andiamo sull'espressione teatrale, no? Il teatro, che per te è stata sempre vita. Il teatro è vita, non solo per me, per chi fa teatro con amore e con il cuore. A me manca la polvere delle tavole del palcoscenico. Come si dice? Si sta riaprendo un po'. Ma la capienza è 100%, ma la capienza adesso è 100%. Sì, ma mo ti spiego. E vuoi fare teatro? Antonio? Ma è una presa per i fondelli. Perché? Mo ti spiego. Ha aperto il teatro al 100%. Sì. Understand? Io sono 3 anni che sto fermo con il teatro. Automaticamente chi era in graduatoria prima di me deve recuperare e se ne parla fra lati 3 anni. Chi stima a rete per recuperare poi io. Questa è una cosa dura, allora forse mi toccherà fare di nuovo l'imprenditore e fare il capocomico e dire quanto costa il teatro, me lo piglio io per una settimana, sperando che il mio pubblico continua ad amarmi e a venire, perché se faccio sto passo andrei incontro a delle spese un po' eccessive, perché oggi quando aprono il Sipari, questa è una cosa che devo dire, quando stanno a fare una parte dei circuiti o stanno negli abbonamenti, Arabu Sipari è pasta già cotta, già si sa che ci sta la gente. La forza di uno spettacolo teatrale e di un attore la si vede nello sbigliettamento. Ah, questo sì. Allora, quando Questo tu mi apri il Sipari e sai che tiene 5.000 abbonati e ogni sera 500 persone per 10 sere, a te vengono bene la gente, non te ne fotte proprio. Come a quello che si apre il Sipari e non c'è nessuno, ma ha avuto i fondi, le sovvenzioni dagli enti, manco se ne frega. Ma sia a me che faccio l'imprenditore non viene il teatro pieno e io dico al direttore di scena, direttore, manca mezz'ora, quanta gente c'è? Lui apre il sipario, guarda, viene nei camerini e fa, hai vincito pure stasera, sold out, ma guai se non dice così, io con ma papa a tutta la compagnia. Noi speriamo di trovarti in cartellone tra un anno, quel che sia. Quindi Ci sono stato, a Napoli ho fatto. Lo so che ci sei stato, è per questo, hai fatto tanto. Ma poi a Napoli ho fatto il teatro più importante, il San Ferdinando. A parte io ho fatto tutti i santi a Napoli, che ho fatto o San Nazare, o San Ferdinando, li ho fatti tutti, il Cilea. Teatro, speriamo di ritrovarti, Antonio, perché montaggio numero 3, vediamo proprio il teatro, Antonio il teatro, Vai. montaggio numero 3, perché ci stiamo avviando alla conclusione. Mo' mi arregreno un po', vai. Ma parla, dice qualcosa. Sta dritta, statta zitta tu. E chi sei tu che dice statta zitta tu? Michele, Santo Michele, non c'è una parterina, non so fattere tre stia. È un momento, mamma. Sta guaglione sta cercando un posto di fatica e io mi piglierò da casa mia con ma femmine di servizio. Ah, serve in da casa da faccina. Ma che vuoi, statta zitta. Che c'è lì? Ma tu tieni fame, eh? Sì. Circa fatica? Sì. Già, ma vieni a parte di che ci pensi di male. Oh, non ti muovere a loco. Mica tu stai pazziando col fuoco. Faccio un pompiere, cavaliere. Ma non è, vieni. Non ne toccare! No, cavaliere. Mi scorda che si vecchia e ti faccio un bel cervello. Basta con l'abuso del figliolo se te lo quartiere. Basta. Buonasera, mamma. Riempiendo per 3 giorni consecutivi il Teatro Totò, Antonio Ottaiano, considerato l'erede di Mario Merola, ha riportato la sceneggiata a Napoli, con una riproposizione teatrale diretta con vena ironica da Gigi Savoia del film Lacrime napolitane, interpretato proprio da Merola nel 1981 e ispirato alla celebre omonima canzone di Bovi e Bongiovanni. Non vado carcerato, mamma. Il figliarello puoi fare qualsiasi sacrificio, ma carcerato non va, non ti preoccupare.
Nei panni di Gennarino, cosiddetto uomo positivo di quartiere, sconvolto dal tradimento dell'amata moglie Amalia al secolo taglia orefice con il compare Salvatore, l'attore Mario Terrano, decide di lavare l'onta con il sangue, cacciar via di casa la fedifraga e partire per l'America incontro ad una vita di emigrante con le relative sofferenze. Si distinguono le partecipazioni di Anna Fiorelli, la madre, Ernesto Martucci nelle vesti del fratello guappo di cartone e la di lui spasimante Patrizia De Martino. Voci e musica rigorosamente dal vivo con l'orchestra diretta dal maestro Peppe Fiscale. Guarda e Marco. Hai ragione che ti manca il teatro. E che ci tieni, ho tagliato, lo devo proprio dire così. Bello perché È vero, questi... Lucia? Assolutamente sì, e poi guardando queste immagini io vedo tantissime emozioni e il ruolo dell'attore cantante è un ruolo molto particolare. Perché? Perché deve dare emozioni, però deve anche riceverle. Quali sono le emozioni che tu ricevi per poter svolgere questo lavoro? Ma le ricevi a parte attraverso il copione, ricevi già emozione quando vai a fare la lettura, non nelle prove, poi ricevi l'emozione dagli applausi della gente e non solo, dai singhiozzi di chi piange dalla platea o dai palchi fino al piccionaio o dalle risate, perché la sceneggiata è un contenitore che raccoglie musica, ballo, comicità e drammaticità. Il musical nasce a Napoli con i Cafiero Fumo negli anni orsoni. E poi è stato fatto a Broadway in America, eccetera, hanno sempre copiato a noi a Napoli. Bravo Antonio, mi fai vedere quel tatuaggio che hai sul braccio? Guardate, il grande Mario Vedetelo Merola. se lo riesce a inquadrare. Lo vogliamo inquadrare, grazie. Mamma mia, quante emozioni. Quanti anni fa l'hai fatto? L'ho fatto il giorno dopo, il 13 novembre del 2011, credo. 2011, sì, 2011. Il giorno dopo proprio. Il giorno dopo andai da un amico, io poi tutti i tatu, qua c'ho mio padre, tutti i tatu che ho li ho fatti sempre da diversi tatuatori e un po' in giro per il mondo. Andai da un amico mio che si chiama Gigi, che è fortissimo, e gli diedi la foto di Mario. Sì. Sì. Anche papà. Papà proprio uguale. Senti, allora ci vediamo, diciamo ad Antonio in regia, se mette di seguito il blocco numero 2 di foto e i saluti numero 3. Non ci credo, ti vedo là in studio, Antonio Ottaiano, ma che meraviglia! Antonio, posso dirti solo questo, un coppo cartiello stive amore tragiche e una figura femmina scannata. Se era fatta una ventina di repliche, la sala stava già tutta affollata. Che piacere, un grande piacere. Con Antonio già ci conoscevamo perché in questo lavoro ci si incontra nei teatri, in qualche premiazione, durante le feste, però quest'anno abbiamo avuto la fortuna di lavorare insieme in un programma televisivo, in una trasmissione e fare un ruolo vicini vicini.
lui interpreta meravigliosamente Tore Crescenze e io uno scagnozzo, insomma, un po' stupido. Mi sono divertito tanto veramente sul set e soprattutto anche con i suoi giochi manuali, i giochi delle carte. Spero di vederti presto, un abbraccio forte, un abbraccio a Ida e al mio professore Antonio. Buonasera a tutti, buonasera Antonio da Dio, buonasera Ida Piccolo e buonasera a te Antonio Ottaiano. Un nome, una garanzia. Non a caso ti abbiamo scelto come voce maschile nel mio brano e non a caso abbiamo voluto il tuo spettacolo in uno dei giorni più importanti di una coppia, cioè il matrimonio. Parlo in plurale perché sto parlando anche in questo caso a nome di mio marito Manuel. Detto ciò, Antonio, io vorrei fare uno spelling sul tuo nome, però questo passaggio lo leggo perché facendo lo spelling posso dimenticare qualche parolina, quindi meglio che leggo. A come artista, N come napoletano, T come talentuoso, O come ospitale, N notevole, I istruito e O originale, originale come lo spettacolo che fai. Sei un grande, vi abbraccio tutti, un bacio da Deni Rosi. Ciao! Altri due saluti. Antonio Saluti. Fiori, il gigante. Allora, ti sta piacendo? Anzi, direi No, proprio mi è di fare. piaciuto. Aspetta, Antonio, dobbiamo fare proprio quella nostra fatidica domanda. E dopo, Però mi fai salutare questi due qua. Devi salutare e poi ci devi rispondere alla domanda che Antonio Fiorillo, grande attore che straordinario. Abbiamo fatto I Sovrani assieme, che sta già andando in televisione, a Rui Fasce Tore Crescenze, poi il pubblico lo conosce per tanti film che ha fatto, uno su tutti, Benvenuto al Sud, con Siani. Danny Rosa, Danny è una bravissima cantante, Sì. ed è una persona di famiglia, è una persona che frequenta casa mia, che voglio un mondo di bene, e presto sentirete parlare tanto di lei perché ha dei grandi progetti in cantiere e io gli starò un po' vicino. Che bello, ci fa piacere. Domande velocissime. Domande veloci e poi facciamo quella domanda. Dopo, quando Sì. sulla, Però preparati finale. sulla domanda, come sei stato a tu per tu, perché ci devi rispondere proprio, ci devi far venire proprio, ci devi far accapponare la pelle. Per ora le domande veloci. Le domande veloci devi proprio rispondere Senza a tamburo pensarci. battente, senza Sì, sì, pensarci, sì. ok? Vado io, Antonio. Sì. Come si rilassa Antonio Ottaiano? Negli ultimi tempi non mi rilasso, però quando mi rilasso sto a casa e sul divano a guardare qualche bel film. Collezioni qualche oggetto in particolare? Accendini, Ah. sì. Cosa Quante ti ne fa hai? Non lo Ne sai. avrò, no, 400-500. Cosa ti fa arrabbiare? Ma mi fa arrabbiare la falsità altrui. Un programma televisivo che segui con piacere? Ah, tu per tu. Benissimo, già andiamo bene. A quale reality parteciperesti? Il reality che mi piacerebbe sarebbe, veramente ve lo dico, sarebbe Grande Fratello, ma perché? Per far scoprire il personale di Antonio Ottaiano. Vi divertite insieme a me, siamo venuti a casa mia normale. Vai a fare un malamento. No, io amo, Cioè, proprio il amo suo- fare danni, ma a Radio sì. Furno mette una cosa e si brucia perché non so Chiamatelo al GF, lo vogliamo vedere, vogliamo Antonio Ottaiano al GF. Ah, perché era un furno e si brucia tutte cose. I colori che preferisci? I colori che preferisco sono il bianco e il verde. E cosa non indosseresti mai invece? Cosa non indosserei mai? Ma oggi c'è una moda di questi i Kazuna Atsui. Tsubafos. Sì, si chiama. Purtroppo non l'ho mai messo e mai lo metterei. No. Che Questo cos'è? è di stile. Che cos'è per te la felicità? Ma la felicità è star bene innanzitutto con se stesso, avere una famiglia che ti ama e avere tanti amici come voi. Grazie. Il tuo rapporto con la fede? Ah, io sono un cattolico al 1001 per 1000, cioè per me esiste tutte cose. Io quando entro in un luogo sacro mi emoziono, credo non tanto nella Chiesa. Però in se Dio, tu mi sì. dici a me a casa di Padre Pio, Sì. io mi emoziono, a me io volto santo, io vedo volto santo mi emoziono, però poi dall'altro lato la Chiesa che o prevede che fa la messa e mi darà certi consigli a me e non come a me e non può darmi Ognuno consigli. crede come vuole. Sei superstizioso? Al punto giusto, della serie non è vero ma ci credo. Un no di cui sei pentito? Io ho detto tanti no, Ida. Mannaggia. Ho detto Sei tanti, pentito ho però detto qualche tanti no, no, non mi sono no. mai pentito delle mie scelte. Sono contento di aver detto no, di aver rinunciato perché Mario Merla mi diceva rinunciare per crescere. E invece c'è un sì di cui ti sei pentito? Sì, Operazione Jessica Rizzi. Ah.
Proprio ti è rimasta. Non ti va giù. Jessica col marito Toto siamo rimasti amici. Però anche loro sanno, lei adesso fece una trasmissione notturna su Rete 4 e parlò di me. Disse io amo Napoli e ho fatto una canzone con Antonio Ottaiano che ricordo così. Si è distaccato un po' dalla cosa notturna. E io da casa, mannaggia Jessica! Sulla televisione. Senti, l'ultima domanda te la faccio io, un sogno da realizzare. Il sogno da realizzare è quello, io spero un giorno di entrare a far parte del libro della storia con non una pagina, una riga in una pagina della storia della canzone del teatro napoletano, così magari i miei nipoti un domani potranno dire sapito non mi chiede e lasciare un bel segno nel cuore della gente. Ti devono dare un capitolo, non delle righe. No, Antonio, regia, allora vediamo di seguito vediamo di seguito il montaggio numero 4 e i saluti finali, numero 6, così poi salutiamo. Ma dice che sta mamma napoletana. E con noi un giovane interprete che non ha paura di confrontarsi con il re della sceneggiata di anni fa, e qui con noi Antonio Ottaiano. Ciao Antonio! Buon pomeriggio! Benvenuto! Ciao, accomodati! Grazie. Ecco, Antonio! Olè! Allora Antonio, cuore sul palco, facciamo subito la promozione, ci togliamo il pensiero, ecco. Cuore sul palco, questo è un prodotto in 2 DVD che racconta proprio il percorso della sceneggiata napoletana, con la regia di Maurizio Palumbo per la realizzazione del DVD. Tu sola, più bello signor sindaco, sono sindaco, tocchiamo ferro. Non posso intervenire. Sta in fronte a te, sta in fronte a te. Vai Antonio! Dopoguerra. Attenzione, dopoguerra. Nel dopoguerra Sì. a Napoli c'era l'invasione degli americani e nascevano in quell'epoca molti bambini di colore e si inventarono questa canzone che ha fatto il giro del mondo, che poi è diventata briosa, ma le origini era tragica e faceva... Io non capisco che volta che succede, è che la casa veghere non si crede, non si crede. È nata una creatura, è nata nera. Mia mamma chiama gira, sì signore, chiama gira. Se gira e vota se vota e gira se. Che tu chiama Cicciondone, che tu chiama Peppo gira. Chi lo fa tenere nera, come che signorine caprichine fanno amore che m'arrucchi. Maurizio Palumbo, tena paese signorine che panzano americano spesso da modo che va o sinna da Napoli si mette in mano poi aire si piazzata nella panzaniera vacanze di numero di grazie. Ciao Antonio, sicuramente non ti aspettavi questo videomessaggio da parte mia, anche se è stato difficile per me farlo perché visto che viviamo quasi sempre insieme, 23 ore su 24, ho dovuto approfittare di un momento di assenza da parte tua. Sarò sintetico, ti auguro sotto il profilo artistico di ritornare a fare quello che meglio riesci a fare, calcare le tavole del palcoscenico, il tuo vivere, il tuo pane quotidiano e il tuo ossigeno. La gente ti aspetta, sono numerosi che non vedono l'ora che tu ritorni in teatro. Per quanto riguarda la parte privata, sei un fratello un po' complesso, complicato, cocciuto direi, però va bene così. Uso un proverbio napoletano che sono infallibili, dove si dice
gli amici mi sceglia e i parenti mi manda Dio. Va bene così. Scherzo, ti voglio bene, un abbraccio a Ida Piccolo e Antonio Daddio. Buona serata a tutti. Mio zio è colui che mi ha fatto capire tante cose della vita, mi ha fatto uomo, ecco, lo posso dire ad alta voce. È una persona eccezionale, affabile con tutti, ha un cuore enorme e niente, lo amo di bene, non dimentico che lui per me ha fatto tanto. Veramente chi non conosce forse ha qualche pregiudizio su mio zio, nel senso che come lo vedrebbero presuntuoso, ma non è così. Mio zio è una persona di un cuore nobile e degno di essere amato. Ciao, non te l'aspettavi? Ebbene sì, sto pure io qua in videomessaggio. Ti voglio dire che ti voglio un bene dell'anima, sei una persona straordinaria con un cuore grande, anche se sei un ribelle. Io e te stavamo fuori al bar, tu sdraiato su una moto, solito te, ed io stavo seduta così per conto mio. All'improvviso si sono avvicinati dei ragazzi, hanno iniziato a dire come ti chiami, di dove sei. E che è successo? Sei saltato da quella moto, sei andato vicino a quei ragazzi e hai detto è Sora ma non si tocca. Non lo dimenticherò mai, perché a me e te c'è stato sempre un legame tra me e te, scusatemi, sempre un legame forte, perché tu sei mio fratello, è un fratello e per sempre. Ti voglio bene. Abbiamo concluso. Antonio Ottaiano, saluta questi ultimi saluti, appunto. Che Io saluto la tua famiglia. Velocemente, il primo chi è stato? Mio fratello? Enzo, È stato mio fratello, ci scontriamo ma ci amiamo, io sono più grande di lui, qualche volta ha ragione lui perché lui è riflessivo, riflette molto, io sono molto istintivo, però sa bene che io sono il suo scudo, sono la sua protezione su tutto e su tutti i fronti e spesso me lo ritrovo, anche se è più piccolo, al posto di mio padre. Perché è molto saggio. Tuo nipote che ti ama molto. Mio nipote Giuseppe, mio nipote mi ama di bene, mio nipote lo sangue mio, è sangue mio, me lo sono cresciuto, ne ha fatto tournée con me, ne ha fatte tournée per tutta l'Italia. Ricordo con molto piacere che lui, poiché ama, ha paura dell'ascensore. Una volta prendemmo a Milano un hotel al 18° piano. Io guaglione si faceva assaggiare e scendere tutta a pere. Con la lingua di fuori. E Olimpia? Mia sorella Olimpia è la mia prima sorella. Viene prima lei, poi vengo io, poi viene Flora, che la saluto affettuosamente, stamattina mi ha fatto una siringa, l'infermiera di casa. Sì. È per dei dolori artrosi, niente di che. E poi ci sta Enzo. Olimpia è ribelle, Olimpia è tremenda. Olimpia è stata la prima donna che io sono stato geloso, perché essendo qualche anno più grande di me, quando lei era signorinella, io stavo subito dietro di lei. Se vedevo un giovanotto, veniamo da una periferia, veniamo da una realtà che si chiama Napoli, dunque se vedeva qualche guaglione che la voleva spottere un po', subito interveniva il fratello. Sono fratello a ciurare, parla con me. Noi dobbiamo terminare. Però Caterina Balivo e Barbara D'Urso, veloce. Senza Barbara. Caterina Balivo, ricordo che mi disse sono una tua fan perché c'è un tuo CD che in America ho ascoltato tantissime volte a palla che si chiamava Piazza Napoli, questo disco fatto di Bideri, eccetera, eccetera, che ebbe una distribuzione internazionale. Barbara, quando ci incontrammo, la stimo tantissimo. Che devo dire? Barbara, invitami un'altra volta, che devo fare? È volata 1 ora e 45. Antonio, dobbiamo salutare, sì. Salutiamo tutti quanti, ma i quotidiani che ci supportano sempre in questa veramente lunga mission, il Cronache di Napoli, Roma, Lo Strillo, Casoria 2, poi il nostro editore Angelo Ucciero, sempre presente per le belle cose, si unisce a noi, il direttore artistico Renato De Carmine. Andiamo a salutare Babbaré, il nostro sponsor, la nostra Lucia Marca, la ragazza col turbante, la trovate su Instagram. Assaporate sempre il liquore al gusto di babà. E poi Ritz Café, l'unico che ti fa sognare. È in cucina con Gemmi. Ciao Gemma, ci vediamo alla prossima. Domanda finale. Dopo lo salutiamo. Domanda finale. Domanda finale. Però devo dire prima la domanda finale. Cosa? Mi avete fatto sorridere,
non si è visto attraverso gli occhiali un po' fumé. Mi avete anche fatto piangere, ti vedo. mi avete fatto commuovere, grazie a tutte le persone che avete speso delle belle parole con me, grazie al lavoro che avete fatto, perché è stato veramente straordinario il lavoro che avete fatto, una ricerca di foto, di video, e manca tanta e tanta roba, però avete dato un senso alla mia vita artistica, Io vi ringrazio, abbiamo delucidato un po' al settore una minima parte di cosa ha fatto Antonio Ottaiano in 35 anni. Ha dato la risposta. Ti sei risposto da solo, perché noi ti volevamo chiedere come ti sei trovato con noi. Replica domenica! No, sei grande, lo sai, ti ringraziamo. Salutiamo anche il maestro. Salutiamo insieme ad Antonio Ottaiano il maestro Grazie. Antonio Viscovo, grazie E maestro. noi vi salutiamo, vi ringraziamo Grazie, e vi aspettiamo anche domenica alle 21 per la replica. Seguiteci sempre a Tu per Tu. Sempre a Tu per Tu su Partenope TV. Ciao!